ma credo che negli ultimi due interventi sia stato tracciato, no, la sintesi politica che vogliamo fare questa sera, no? Perché in questi 15 giorni ci sono state spinte diverse, spinte a far veloci, a mettere in campo il candidato velocemente, e le strade per mettere in campo velocemente il candidato erano essenzialmente due, no? Non fare le primarie e scegliere un altro metodo, o fare le primarie e accorciarlo, ma come abbiamo detto la proposta del segretario è la seconda, cioè quella di fare le primarie e di accorciare i tempi. Questa è la motivazione semplice, tanto è vero, io lo dico, che guardate che i candidati che abbiamo sentito sono in campo già da alcune settimane comunque, adesso non nascondiamoci dietro un dito, perché se diventiamo veramente il partito delle regole e dei commi, allora io mi preoccupo. Io credo che oggi veniamo fuori con una decisione straordinariamente importante, che mette insieme le esigenze di chi diceva segretario perdi tempo con le primarie, mettiamo in campo uno contro Zaia, uno o una contro Zaia, e chi diceva bisogna fare le primarie. La sintesi cos'è? Le facciamo velocemente, non mi sembra di dire nulla di scandaloso, e soprattutto mi sembra di dare il messaggio più importante di velocità e soprattutto di decisione di cui il Partito Democratico oggi ha un estremo bisogno sulle regole. E quindi la proposta mia sulla data è quella di anticiparle al 30 novembre rispetto al regolamento. Sulla seconda, il termine era il primo novembre per la dichiarazione di voler partecipare, e le firme si raccoglievano dal 1 al 14, ma la commissione si è trovata, il primo era sabato festivo, colpa nostra, perché probabilmente siamo abituati a lavorare, e abbiamo detto di spostarlo al lunedì. Io dico un'altra cosa, teniamo fermo il termine del 14, perché vi dico questo? Per la presentazione delle candidature, con il pacchetto di firme ovviamente il 14, ma siccome sappiamo che dietro a questa decisione di oggi c'è la coalizione, perché questo è il passaggio ulteriore, no? Non dovevamo venire qui solo a discutere primarie, sì o no, candidati nostri, dovevamo anche dirvi c'è o no un pezzo del mondo fuori dal nostro recinto, o meglio fuori dalle nostre porte, che è interessato alle primarie? Sì, c'è. La delegazione, la segreteria ha fatto i colloqui e ci sono questo interesse, quindi dovremo, secondo me giustamente, da domani lavorare per ampliare e dare la possibilità entro il 14 anche a loro di presentare le firme. Per le firme, guardate, io sono d'accordo con Marco, questo regolamento qui è un regolamento semplice, l'unica cosa che imposta sono le 4.000 firme dei cittadini, che l'abbiamo esportato dall'Emilia Romagna, all'inizio erano 5.000, abbiamo messo 4.000, il resto prendiamo quello che c'è dal Statuto Nazionale, proprio per, l'avevo detto l'altra volta, lo ripeto oggi, proprio per non infilarci dentro, ma non impedisce a nessuno di candidarsi, non impedisce